potenziato. Eccoci qua, eccoci rientrati in studio. Allora, stavo dicendo appunto che per certi versi secondo me è curioso il fatto che proprio il flusso migratorio da territori come la Libia, che è un territorio destabilizzato dove ci sono anche combattimenti, ci sono vittime, ecco questo flusso migratorio non si è arrestato, nel senso che i profughi, quelli che arrivano dalla Siria, comunque riescono a attraversare lunghi territori e quant'altro, arrivano senza, perlomeno così che si venga a sapere, particolari problemi e attraversano il Mare Nostrum per arrivare in Italia. È l'unica porta certa, cioè voglio dire, sanno benissimo che quella è una tratta praticabile. Ci manca un dato ai dati che sono stati presentati. Scomponiamo i dati dei 170.000 per nazionalità. Vediamo, verifichiamo da dove provengono. Eccole qua, sentiamolo. Perché questo è un altro aspetto importante della faccenda, perché Senegal, Nigeria, Mali, ci sono delle conflittualità. Sentiamo, c'hai i numeri, c'hai le percentuali, no? Mi pare, non abbiamo la grafica. Ma lo so che ci ho preso perché ci lavoro in mezzo. Insomma, le prime nazionalità sono infatti Nigeria, Mali e Gambia, che in realtà non è vero che non sono situazioni di conflitto, ma sono le situazioni di conflittualità latente che ci sono sempre state nell'Africa. Sono le famose. Una alla volta, ascoltiamo quello che dici Pasquale, dopo commentiamo. Le famose guerre nascoste, però giustamente, come diceva Fabio. Sì, prego. Appunto la Libia è solo il punto di partenza, quindi la situazione di instabilità assoluta che c'è adesso in Libia fa da innesco a tutta una serie di appunto guerre nascoste che ci sono in Nigeria, Mali, in Gambia, in Somalia, in molte aree dell'Africa, quindi sicuramente in questo momento l'Italia da sola è incapace di gestire, di risolvere tutte le guerre che ci sono in un continente. E inoltre è aumentato per l'ultimo anno anche in maniera molto significativa l'arrivo di richiedenti asilo, ovviamente non dal Mediterraneo ma da altri canali, dall'Ucraina. Quindi chiaramente anche quella è una situazione che crea instabilità. La Somalia non è un conflitto di ieri. È una problematica notevole. È uno stato fallito da tanti anni. Ma voglio dire, però fatalità provengono e passano tutti da là, cioè dalla Libia. Allora, faccio una domanda, scusatemi, perché qui abbiamo parlato di Europa, abbiamo parlato di... Ma strano però che fanno un giro così tortuoso, passano per la Libia per arrivare in Italia. Il Qatar, tutti gli Emirati Arabi straricchi, pieni di soldi, dove la gente gira con le minigonne sino a qua, le russe, girano con le minone sino a qua e convivono insieme con chi porta il burqa, si vedono solo gli occhi fin qua e girano per la strada in fianco, cioè dove c'è la massima tolleranza, basta che hai i soldini, là gli immigrati non se li prende nessuno, là gli immigrati non vanno. Un po' strana questa cosa. No, non è strana. No, aspetta Ballestieri, sentiamo no, ma scusatemi, però qualcuno si può domandare se in un continente così grande, con così tante sfaccettature, con così tante problematiche e con così tanta ricchezza, poi ci siano delle isole, l'Arabia Saudita è un altro posto dove nessun immigrato di nessuna nazionalità va, però vengono da noi e dobbiamo accoglierli. Allora noi, scusi che finisco perché non vorrei passare per quello che non sono, io ho veramente rispetto e non parlo, scusatemi, e non parlo di me perché potrei anche farlo, ma in Africa ci sono stato, quindi voglio dire, la mia è una esperienza personale che comunque porta all'accoglienza, quindi non ho nulla contro queste persone. Però una cosa non mi piace quando non trattiamo queste cose avendo chiaro che stiamo in mezzo ad una guerra nella quale effettivamente noi diventiamo dei burattini, complici di questa cosa. No, sentiamo Greco. Se posso esprimere, appunto, non vanno in paesi dove non si fanno problemi a farli fuori quando le cose vanno male, dove non si fanno problemi a trattarli come degli schiavi. È semplice, cioè il ragionamento è questo qui. Presentiamo il conto al Qatar. Esattamente. Vengono in paesi che sono, tra l'altro, Dubai, eccetera, ci sono paradisi fiscali. Cioè lì dovremmo fare anche un ragionamento globale su altre questioni che adesso stasera magari non sono. Vengono in paesi che reputano invece democratici, dove c'è libertà. Dopodiché la libertà noi potremmo anche decidere di darla soltanto a quelli che sono nati qui da un certo numero di anni, invece gli altri no. Questa è una scelta che si può fare.
Secondo me però il punto fondamentale, la domanda interessante è perché passano tutti dalla Libia? Perché è uno Stato fallito, perché lì la criminalità organizzata in connivenza con le organizzazioni, diciamo, politiche sedicenti, poi bisogna vedere se insomma sono veramente tutte islamiche, eccetera. Insomma, la situazione di instabilità rende possibile fare questo commercio di esseri umani, come il commercio di tante altre cose, eccetera. Arriviamo all'Europa, io volevo dire due cose. Primo, commercio di esseri umani. Sono assolutamente d'accordo con Balestriero quando dice che il problema grosso è che poi, e questa è la mia preoccupazione quando dico non facciamo finta che non esista il problema, perché queste persone arrivano comunque e quando arrivano qui, e adesso sfondo sicuramente una porta aperta, finiscono in assenza di un sistema di accoglienza strutturato da paese sviluppato, che significa anche controllo sociale fare un sistema di accoglienza, finiscono nelle mani della criminalità organizzata. Finiscono in zona industriale a lavorare per 400 euro, finiscono ovviamente quando non lavorano per 400 euro a fare che cosa? Alla criminalità che osserviamo nelle città del nord. Non è solo un problema di Padova, è un problema di Bologna, un problema di Milano, eccetera. Verissimo. Quindi il mio ragionamento, la proposta che tra l'altro stamattina abbiamo fatto, è proprio questa, cioè bisogna creare un sistema dove il meccanismo di accoglienza non sia buonismo, ma sia prevenzione della criminalità, perché se poi noi facciamo finta che questi non arrivano, ovviamente... Allora cominciamo modificando quelle cose che prima ha detto. Ma siamo d'accordo. Semplicissime, cioè diamo una certezza che se uno fa, non facciamo diventare tutti rifugiati politici, quando sappiamo che sono neanche la metà dei rifugiati politici, qualcuno è un semplice clandestino che viene perché ha pagato, magari non so, anche ha pagato un'associazione malavitosa nella quale noi diventiamo complici aiutando il passaggio, siamo complici della malavita e continuiamo a lucrarci, che continua a lucrarci sopra queste persone. Posso completare? Io su questo sono perfettamente d'accordo. Cominciamo a fare un'azione di bloccare le imbarcazioni a partenza ma facciamo, sono convinto, se abbiamo le forze per poter distruggere all'origine le imbarcazioni vuote, non con le persone sopra. Tutte. Nel caso albanese veniva fatta questa cosa, adesso non so perché poi i governi evidentemente si sono succeduti. Smettiamo di dare... non lo fanno più. Non fanno più. Vabbè, questa cosa più, anche perché ci sono delle problematiche in mare. Scusate, volevo un attimo interrompere. Dovremmo avere un telespettatore in linea. Non ho capito bene dalla regia, ma credo che dovremmo avere qualcuno in linea. Buonasera, il suo nome per cortesia? Sono il solito Carlo, dalla provincia di Ferrara. Buonasera signor Carlo, prego. Quello anti-immigrazione e ancora di più, è fascista. Volevo dire una cosa al comunista, il signor Greco. Si chiama così, no? Il comunista? Non è comunista, è del Partito Democratico. Signor Carlo, dai, per piacere, su. E poi conosco anche quello con la barba, il signor Di Pasquale, lei la conosco, lei so chi è. Ho sentito parlare in TV. È famoso. Volevo dire al signor Greco, chiamiamolo pure signor Greco, voi togliete a noi per dare a loro, togliete a noi italiani, poveri disoccupati italiani, non date niente a noi e li date a loro. Caro signor comunista Greco. Ma lei ha mai lavorato in vita sua? Come? Ha mai lavorato in vita sua? Che lavoro ha fatto? Io ho 34 anni di contributi e non so come fare ad andare in pensione perché non ho un lavoro adesso, caro. Ha lavorato per 34 anni e non ha una pensione. Che lavoro ha fatto? No, io con la signora Fornero che ha alzato l'età pensionabile, devo arrivare a 42 anni e mezzo. Sono disoccupato e nessuno mi dà niente, i soldi li date a loro. In che settore ha lavorato? Li spendete, metalmeccanica, spendete milioni e milioni di euro per loro. Come mai? Ma noi italiani non ci aiutate? Bene signor Carlo, aveva qualcos'altro da chiedere? Voglio fare i complimenti a Bottaro che è un grande veramente. Italiani, votate Salvini, non votate i comunisti. Votate Salvini. Grazie signor Carlo. Grazie signor Carlo. Abbiamo un altro telespettatore, lo ascoltiamo. Buonasera, il suo nome, da dove chiama? Che altra volta uno voleva ascoltatrice e sono Maria Paola. Buonasera signora Maria Paola, prego. E mi volevo fare un attimino un po' di riassunto di quello che è stato detto fino adesso. Sì. In questo senso, dottore, prima ha parlato di rappresentanze delle forze dell'ordine. Sì.
che ha fatto un'analisi perfetta. Poi ha parlato il professor Case e lui ha detto la verità. Purtroppo è una verità terribile, ma è quella. Però io volevo anche chiedere ai signori che sono in studio se siamo disposti ancora ad accettare tutto questo. Se siamo ancora un paese sovrano, o se sovrano è solo un aggettivo che ormai è privo di qualsiasi significato. In più mi rivolgo sempre ai rappresentanti delle forze dell'ordine. Ho visto per televisione 2 giorni fa i vostri colleghi che si sono messi a lavare i vetri per le strade in segno di protesta. Perché chiaramente gli immigrati o cosiddetti tali sono molto più tutelati delle forze dell'ordine, che senza di loro non so. Ne abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, signora, di questa iniziativa. Sì. Per cui io adesso faccio una domanda. Prego. Poi smetto di parlare. Io volevo chiedere alle persone che sono lì presenti, ma in particolare appunto ai rappresentanti delle forze dell'ordine, che quali iniziative vogliono prendere, se dobbiamo continuare ad andare avanti ancora molto, se dobbiamo essere ostaggio delle mafie che fino allo sfinimento, lo dirò, si mandano qua tutte queste persone. Si sta spostando quasi un continente, non so come faremo, dove li mettiamo, chi li mantiene, cosa facciamo, dove andiamo, chi siamo. Grazie, buonasera. Grazie signora Maria Paola. Io aggiungo fino a quando saranno disponibili a beccarsi la vernice addosso e non poter fare niente. Allora Balestra, inizi pure lei. Dopo allora, rispondiamo alla signora Maria Paola. Credo che quello che possiamo fare noi lo stiamo già facendo. Lo stiamo già facendo tutti i giorni e lo stanno facendo tutti i miei colleghi delle forze dell'ordine, che nonostante le difficoltà stanno cercando di dare il loro massimo per rispondere alle esigenze dei colleghi. Ricordo che in tutte le questure d'Italia tutti i giorni c'è un afflusso notevolissimo e facciamo una montagna di carte, una montagna di carte, scusatemi, però come cittadino mi domando quante risorse sottraiamo a chi magari ha altre necessità. Certo. Io vengo da una misera provincia del Veneto, dell'impero Veneto, no? Rovigo, fanalino di coda. Io sono arrivato alla questura di Rovigo 20 e passa anni fa, dopo aver trascorso 10 anni di reparto mobile a Padova, e c'erano 2 persone che si occupavano di immigrazione. Oggi ce ne sono 25. 25, sono soldi nostri, di tutti noi, di tutti i cittadini. Ma per rispondere alla signora, quello che noi stiamo facendo, oltre a quello che quotidianamente facciamo per il nostro lavoro, è quello di chiamare la gente, parlare con la gente, è la gente che ci deve dare le risposte. Ora, io capisco che la gente va anche, la politica lo fa, pilotata, ma noi stiamo cercando di parlare con la gente, perché è la gente che ci deve aiutare a far comprendere che nell'agenda politica bisogna che ritorni ad essere al primo posto un problema che non è un problema da affrontare in maniera emergenziale, in maniera raffazzonata, eccetera, ma va affrontato in maniera seria. Allora io dico, quando noi proponiamo un anno fa, e l'abbiamo proposto molto tempo fa, non è oggi, di unificare le forze di polizia, non significa farne una sola, significa però mettersi intorno ad un tavolo e ragionare tutti insieme su che cosa si può fare per evitare di avere 460 poliziotti ogni 100.000 abitanti, ma perché? Perché abbiamo 5 forze di polizia a competenza generale, quando negli altri paesi questo non accade. Allora finiamo di discutere del sesso degli angeli e mettiamoci intorno a un tavolo. Stia andando in questa direzione, certo, l'ha annunciato però ieri, ad oggi e anche nel metodo, scusate, si fa sostanza. Il Presidente del Consiglio, sino ad oggi, attraverso Ministro della Funzione Pubblica, attraverso le emanazioni, diciamo così, del governo, non ha mica parlato con i rappresentanti delle forze dell'ordine, non ha ancora aperto bocca con noi. Quindi, diciamo, allora io credo che anche su questo, ma non sì, c'è però ancora anche su questo operativa. va registrato un approccio
che non è un approccio, secondo me, collaborativo, che non è un approccio cooperativo per cercare la miglior soluzione per i nostri cittadini. Allora io credo che la politica in questo momento si debba riappropriare di un ruolo, che è quello di essere capace di dettare l'agenda, di guardare avanti. Se non guardiamo avanti, noi avremmo un apparato della sicurezza, oltre che vecchio, depauperato di risorse politiche, di risorse umane. Ma scusi, e finisco, i prossimi 5 anni, signori, ci affronteremo i fenomeni di cui lei parlava, che sono ineludibili, io sono d'accordo, ma non riusciremo a governarli, perché abbiamo forze di polizia, ripeto, vecchie, non riusciamo ad avere un turnover, perché il turnover, vi ricordo che la legge di stabilità è bloccato fino a tutto il 2015, quindi ora che noi andremo ad assumere eventualmente quello che sarà necessario, e ricordo che si assume nella pubblica amministrazione, 10 vanno in pensione, 5 se ne assumono. Quindi voglio dire, il problema del gap sarà enorme. Scusa, adesso le do la parola, Greco. Un altro telespettatore, volevo dare ancora voce ai cittadini e dopo il tempo scappa via. Buonasera, il suo nome e da dove chiama? Pronto? Sì, pronto, mi sente? Sì, noi la sentiamo benissimo. Il suo nome per cortesia? Da Rovigo. Bene, prego, cosa voleva dire? Sono Luigi da Rovigo. Sì, buonasera signor Luigi. Prego. Niente, è un po' di anni che faccio questo mestiere, sono trasportatore, giro per l'Italia e il degrado che sto vedendo ultimamente è una cosa impressionante. Il problema è che non ci si può fermare in un autogrill, perché ti arrivano furgoncini con targa Raumena o via dicendo, che tu non puoi dormire alla notte. Ti rubano il gasolio mentre tu dormi. E spera per te di dormire e che non te ne accorgi. Perché se te ne accorgi ti prendi delle coltellate nel petto, ma veramente. Signor Luigi, lei allora cosa dice? Cosa propone, al di là del fatto di questa denuncia della situazione sicuramente gravissima? In autostrada ci sono dei furgoni con vetri oscurati, con antenne DCB, che passano e uno fa la apripista e l'altro lo segue. Io non so cosa portino via, ma non c'è niente di buono da sperare. Aveva una domanda per qualcuno dei nostri ospiti? Cioè, io non ho domande da fare, ma questa è la situazione, cioè è una giungla. Certo, grazie al signor Luigi. Allora, abbiamo l'ultimo telespettatore, dopo ci fermiamo con gli interventi da casa. Prego, buonasera, il suo nome, da dove chiama per cortesia? Sì, pronto, buonasera, mi chiamo Paola e chiamo dal Canada. Buonasera signora Paola, prego. Grazie. Allora, quello che insomma avete detto alcune persone, l'esponente della polizia, anzi approfitto per dire un grazie, perché sappiamo quanto sacrificano e dobbiamo solo ringraziare, adesso tra parentesi. E sì, sicuramente qui è una forma sviluppata che ci sta assolutamente rovinando. Però io credo da un lato che dovremmo anche noi cittadini, perché ci aspettiamo che la politica faccia dei passi in questo senso, per noi credo che non arrivi mai. Dobbiamo noi muoverci per sentire anche se comunque. Signora Paola, abbia pazienza, la sentiamo malissimo, non riusciamo a capire bene il senso di quello che sta dicendo. Magari la regia prova a richiamarla tra qualche minuto. Abbia pazienza. Sì, grazie, perché la sentiamo molto male e quindi sinceramente non riusciamo a interpretare quello che è il suo pensiero. Invece, per quanto riguarda gli interventi precedenti, un punto interrogativo importante è stato posto sicuramente dalla signora Maria Paola, che dice come li accogliamo questa grande massa di persone? Siamo in grado di gestire questa... Scusate, usciamo da questa parola. Noi non facciamo accoglienza, punto. Li facciamo entrare e basta. Questo non è accoglienza. Accogliere vuol dire essere in grado di organizzare una immigrazione
collocarli nella maniera giusta, dare i soldi direttamente a loro, dargliene un quinto di quello che invece danno alle organizzazioni, le quali hanno decine, centinaia di persone che stanno all'interno di questa struttura, e spesso quello rifugiato se n'è già andato e loro continuano a percepire, perché non è che vanno a dire è andato via quindi non datemi più i soldi li prendono lo stesso. Allora siamo in Italia, le cose si fanno così punto e a capo e non facciamo la morale, no? Allora, perché sono nigeriani? Allora a questo punto noi sappiamo anche che non pagano nemmeno più per passare a Mare Nostrum, e il biglietto glielo paga qualchedun altro. Si sa per certo che la Nigeria è il primo paese africano per il traffico di droga e lo gestisce in tutta l'Africa e anche in Italia, e ha interessi che i nigeriani vengano in Italia perché sono ottimi spacciatori. Allora, questo è un dato fondamentale. L'altro dato è che, come diceva, abbiamo 25 persone per fare accoglienza, cioè per stabilire l'identità e tutto il resto, ma che alla fine, quando si sono scannati a riempire carte da bollo oppure fascicoli, non hanno risolto assolutamente nulla, perché non serve a nulla, cioè 25 persone che non fanno nulla. Certo. Perché non è finalizzato a una soluzione del problema. Non glielo posso dire ai miei colleghi che non fanno nulla. No, attenzione. Fa un lavoro che è inutile. Sì, attenzione. Stavo ovviamente scherzando. L'Italia è un paese fondato sul lavoro, no? Ma il lavorare e produrre sono due concetti diversi. Uno può lavorare finché vuole, come è questo caso qua, ma poi alla fine per il benessere della società non produce nulla, no? Parliamo di Renzi. Renzi l'hanno annegato dentro una speranza di riforma della Costituzione, del lavoro, di tutte queste cose qua, e non è possibile che si possa adoperare diversamente. Abbiamo un ministro degli interni che l'abbiamo supplicato, noi arriviamo fino a Roma, speriamo che un giorno per sbaglio schiacci il 614 e ci vede, che vada in Marocco, in Tunisia, in Romania e faccia un accordo con questi stati e dici bene, quando abbiamo un condannato, noi abbiamo il 50% dei nostri, diciamo, condannati nelle patrie galere sono sostanzialmente gente che ha reati di persone che abitano fuori dall'Italia, di immigrati in qualsiasi maniera. Bene, li rimpatriamo a scontare la pena e vi garantisco che le nostre sono molto meno qua. Sì, le nostre galere sono pessime, ma quelle rumene o quelle marocchine non ne parliamo, e quindi il deterrente, e peraltro non ci sono sconti di pena. Questa è una delle cose che da anni ho detto dovrebbe fare, la prima cosa che un ministro dovrebbe fare, almeno dove si può trattare, siamo qua in Europa, che la Romania, un'ora di aereo, io conosco tra l'altro un parlamentare rumeno, ne ho accennato della cosa e lui è presente con la commissione, la cosa si potrebbe fare, non è non fattibile, anche perché con quello che ci costa a noi, con un quarto ne paghiamo 5 ma sarebbe un grande deterrente. Ma allora l'agevolo nel concetto che addirittura non ci sarebbe sconto di pena. Siccome noi pagheremo una cifra molto elevata, ci guadagnerebbero anche molto importando i loro delinquenti e quindi sicuramente non gli fanno lo sconto di pena perché perdono soldi in Italia, perché se sanno di scontarla là non è come scontarla qua. Bravo, sicuro. Ecco. No, mentre invece noi risolviamo il problema costruendo carceri. A Rovigo ne hanno costruito uno, è bello pronto, chiavi in mano, però non abbiamo gli agenti di polizia penitenziaria per aprirlo. Ma sì, ma questa qua è una delle tante incongruenze in un paese dove non c'è la certezza della pena, dove ogni volta che tu ti giri vedi che c'è qualcosa che non funziona, è molto difficile poter sistemare tutte le cose. Chiaramente, oggi poi che viviamo in una dittatura conclamata, perché qua siamo in dittatura, e diventa ancora più difficile chiaramente organizzare la democrazia, perché questa qua
volenti o nolenti. E poi adesso il nostro bimbo tax si prende anche il ministero, il ministero di Lupi, per cui a questo punto siamo a posto. Se dopo, per qualche giorno, dai. Sì, per qualche giorno, dopo lo darà uno dei suoi, che così abbiamo fatto bingo, no? Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Presidente del Senato, Presidente della Camera, il governo che lo faccio come voglio io, la Costituzione che la sposto, la muovo, la faccio e la rifaccio come voglio io. Ogni 2 giorni una tassa nuova di quelle che non sai da dove arrivano. Mai dichiarata. Mai dichiarata, perché noi le tasse non ne mettiamo, però ogni giorno ne arriva una. Ti tagliano la pensione e ti mettono le mani in tasca e lo sai dopo, perché ti scrivono a casa: guarda che in base ti prendiamo i soldi perché l'anno scorso hai pagato di più, oppure perché... Ecco, e questo è mettere le mani in tasca. Adesso abbiamo fatto un referendum per avere l'acqua che non sia pubblica. Vero? Adesso la privatizziamo, perché è chiaro, no? Qui in Italia veniamo a fare shopping a gratis perché ce lo impone l'Europa, e perché chi ha deciso che noi dobbiamo morire da schiavi, non abbiamo possibilità. Cioè, tu porti in piazza 100.000, 200.000 persone, loro che fanno, scriviamo le cartoline, ci sono manifestazioni continue che chiaramente i media non dicono, ma in ogni posto ci sono manifestazioni perché tutto non va. Eppure la politica è sorda, perché la gente non conta più niente, conta solamente la casta, i loro affari. Non si capisce perché un ministro dopo 72 ore dà le dimissioni, ok, solamente perché è stato detto che ha preso un orologio, il biglietto della moglie, e qualcuno che era dentro a un business come Roma... Nessuno si dimette lì. Roma Ladrona, dove c'era un ministro del lavoro che era lì, chissà per caso, ma lui per caso no, era lì per caso. È stata una volontà politica, l'hanno fatto dimettere. E allora non si capisce perché in Italia esistono le sabbie mobili. Esistono le sabbie mobili che coprono solamente però il colore rosso. In Campania, mi pare che sia in Campania che viene candidato uno che è già condannato. Sì, e tre sottosegretari. E 3 sottosegretari che sono indagati. Sono via dei mesi. Però Lupi, siccome probabilmente era l'unico che all'interno del governo diceva le cose in una certa maniera, stava scusate il francesismo, sulle balle, per cui il buon dittatore ha detto: è meglio che vai fuori dalle scatole, che dopo là ci butto del Rio. Abbiamo capito. Posso fare una piccola provocazione? Allora, l'immigrazione è un'azione violenta, perché a parte che gli immigrati sono il tramite attraverso il quale poi si crea questa violenza, no? Dall'altra parte noi abbiamo i cittadini italiani che sono silenti, non sono violenti, quindi non contano. Vogliamo incominciare a farci sentire, ma non a livello di parole, come hanno fatto loro, andando a prendere un bigliettino e dire: ti pulisco il vetro, giusto? Sì. Ti do questo, fai una cortesia, scrivilo e invialo a Roma, perché se no non ne usciamo. Il concetto di buono che viene propagandato è un concetto errato. Il concetto di giustizia è quello che viene prima, perché se le cose sono giuste sono buone, se le cose sono buone non è detto che siano giuste. Quindi prima viene la giustizia e ci sono delle priorità, e l'emergenza degli italiani non può essere ultima rispetto alle altre cose. Bravo. Perché l'altra rende, questa non rende. Bravo. Perché l'altra rende qualcuno, mentre il problema di un italiano che lì da solo non rende a nessuno, non rende. L'altro rende delle organizzazioni, e quello c'è la massima attenzione. Bravo Stefano. Dai, questa è la verità. Giusto. Vuole intervenire? Sì, no, nel senso che era il tema di cui parlava Luigi, il trasportatore di Rovigo, che è collegato con questa questione. Allora, noi stiamo cercando qui il movente delle migrazioni verso questo paese, e il movente è creare una forza lavoro schiavile nel nostro paese. Questo è quello che fanno le organizzazioni criminali, per
ridurre i diritti dei lavoratori di questo paese. Ora, questo è una cosa che va combattuta, ma... sì, la combattiamo abolendo l'articolo 18. Un attimo, Bottaro, dai. Io sono un altro discorso sulla questione dell'articolo 18, vabbè, scusa. Secondo me è un pannicello caldo, quindi sì, non è una questione... Scusami, scusa se ti ho interrotto. Semplicemente, voglio dire, questo è il fenomeno. Ovviamente il messaggio è che va organizzata una rete di prevenzione anche per rafforzare i meccanismi di controllo, perché oltre all'identificazione noi abbiamo tutto un magma, diciamo, di persone che sfugge all'identificazione. C'è un problema appunto di queste persone poi finiscono in mano a soggetti che li sfruttano, e non a caso il settore dell'autotrasporto e il settore della logistica sono settori dove è molto presente lo sfruttamento della manodopera immigrata e illegale. Allora, l'unico modo di contrastare questi fenomeni è avere un'organizzazione che non sia episodica, basata sui 35 euro, i 40 euro, eccetera. Poi noi passiamo l'idea che i 40 euro se li metti in tasca, abbiamo capito che non se li metti in tasca l'immigrato, non è quello il problema. No, certo. Il problema è che non vengono più immigrati. Sarebbe a casa loro. Il problema è che abbiamo appunto invece un fenomeno di sfruttamento che è strutturato. Allora, qui ci sono delle organizzazioni criminali di mezzo, lo diceva prima il professor Casen, cioè c'è traffico di droga, ma c'è anche traffico di prostituzione, adesso ne parlava anche prima lei sul traffico degli organi, sono cose terrificanti, ma c'è anche sfruttamento del lavoro qui vicino, quindi però per lottare contro tutto questo dobbiamo avere un sistema organizzato, cioè non possiamo basare tutto solo sul meccanismo di identificazione e espulsione, dobbiamo anche essere in grado di monitorare le situazioni nei quartieri periferici della città. Aggiungo solo una cosa sul ruolo dell'Europa. Scusa, cosa vuol dire monitorare? No, mi scusi perché lei usa delle parole che poi comunque compiono dei fatti. Allora, monitorare quello che succede nelle nostre città, per lei che cosa significa? Sapere dove le persone vanno a dormire, sapere chi mi scusi, ma queste persone, anche se noi facciamo un'accoglienza diversa, no? E io sono tra quelli che vorrebbe fare un'accoglienza diversa, ma con un limite, perché a casa mia io non posso accogliere 100.000 persone. Ma su questo siamo d'accordo. Ok, quindi bisogna che ci mettiamo d'accordo su quante poi alla fine. Siamo d'accordo. 2, quando poi dopo queste persone non hanno lavoro, e soprattutto rimangono in Italia come richiedenti asilo politico, o gli diamo tutti i mezzi di sussistenza che sono notoriamente non certamente 34 euro, 35 euro, ma sono ben altro, ok? Oppure possiamo monitorarli finché vogliamo, ma questi vanno inevitabilmente ad ingrossare le fila dell'attività criminale e il monitorare queste situazioni purtroppo è impossibile. Scusate, io se non a valle. Ora, il problema secondo me va posto a monte, e cioè ci dobbiamo porre un problema a monte sia da un punto di vista, così come dire, politico, storico-politico. Il continente da cui provengono tutti questi fenomeni migratori, la stragrande maggioranza è l'Africa, con tutte le problematiche che sappiamo, ed è là che dobbiamo andare a risolvere i problemi, certamente con modalità diverse, così come diceva il professor Casen. Certamente l'approccio che noi abbiamo avuto colonialista in tutti questi secoli, certamente non giova, e questo è un dato di fatto che sicuramente è vero. Però è anche altrettanto vero che dobbiamo essere consapevoli che quello che diciamo poi dopo lo dobbiamo costruire materialmente. Allora, sono d'accordo, io dico che alla fine sono atti concreti che dobbiamo porre in essere. Allora, guardi, la differenza fra lei e me è molto semplice. Lei, diciamo, brevemente, narra una storia in cui sia possibile eliminare il fenomeno. No, in questo momento lei mi sta attribuendo uno spirito che io non ho, che non ho siamo manifestato. Siamo d'accordo su tutta la parte che riguarda lo snellimento, eccetera. Il punto è che quella parte che comunque continua a persistere, abbiamo bisogno di vedere dove dorme, cosa fa, di avere un inserimento. Ma lei ha idea di cosa significa fare un'operazione di questo tipo? È difficilissimo. Meno, guardi quello che stiamo spendendo. È difficilissimo oggi fare un'operazione di questo tipo. L'Africa ha risorse enormemente superiori alle possibilità, ha enormi possibilità di dare da mangiare a tutte quelle persone lì, ampiamente, finché si vuole, da vivere dignitosamente, ha risorse estremamente superiori alla popolazione che ha.
Quindi vuol dire che lì è il nostro rapporto con l'Africa deve cambiare prima di tutto, e basta andare a fare queste guerre assurde lì, dobbiamo cominciare a fare cooperazione e aiutare a gestire i fenomeni e non fare i falsi profeti qui per poi suscitare i conflitti là per vendere le nostre armi che fabbrichiamo qui. Un po' di onestà dobbiamo cominciare ad averla, perché spesso noi siamo vittime della nostra politica, perché la politica sull'Africa e alla fine ci ricasca addosso. È lì che dobbiamo anche lavorare, perché non possiamo continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto con l'Africa e poi lamentarci che qua le cose non siamo più in grado di affrontarle. Ecco, io credo che lì dobbiamo cominciare a ragionare, spostare il problema, a gestire i fenomeni lì e non approfittando, creando divisioni uno contro l'altro e le nostre politiche per gli interessi di qualche multinazionale o di qualcuno che ci torna attorno, di più di qualche multinazionale, compreso quelle italiane, che c'è interessi lì, perché e dopo lamentarci che ci piovono addosso 1000 problemi. Cioè dobbiamo veramente spostare i riflettori là sull'Africa. Chiedo scusa, prima dell'interruzione volevo completare la seconda parte che mi sembra molto importante, sull'Europa. Allora, l'Europa è l'unico strumento per risolvere tutti questi problemi. Io penso su questo, l'unica cosa sbagliata di tutto il ragionamento che facciamo noi, è sbagliato anche da parte del governo italiano, tutti i governi che si sono succeduti, è che noi ci vediamo e raccontiamo ai telespettatori e ai cittadini la storia di un'Italia succube dell'Europa. Ma l'Italia è un paese grande in Europa. Adesso sì, possiamo anche dirci che noi siamo lì, siamo spettatori. Quello che è mancato negli anni, sicuramente negli ultimi 20 anni, è un'Italia che gioca da leader in Europa. Professore, ma perché è d'accordo con me che va superato questo assetto qua, di fare un governo europeo e basta, come Stati Uniti federato dei territori, eliminiamo tutti anche gli stati, i confini, facciamo delle macro regioni con governo europeo e ragioniamo da europei e affrontiamo il tema. Questo è il problema dell'Europa. Io ho fatto il referendum per l'indipendenza, non per essere isolati, ma per rompere questo sistema attuale, per fare l'Europa dei territori, e questo è l'obiettivo. Ma dobbiamo veramente fare uno sforzo. Mi scusi, sull'indipendenza ragioniamo un'altra volta, ma è un tema più complesso, vorrei spiegarlo con calma, perché noi facciamo un'altra trasmissione, per arrivare a fare l'Europa dei territori con un governo europeo, una politica estera europea e finalmente affrontare i problemi con una certa unità di intenti, non uno contro l'altro scaricandosi il barile, perché così l'Europa di un consorzio come attuale, oggi siamo un'Europa che ha un'unità monetaria finanziaria e una divisione politica, è un consorzio tra stati che non regge più, dobbiamo veramente uscire dal guado e completare il processo in maniera seria. Ecco, io quello che volevo aggiungere è che l'Italia in questi processi non è uno spettatore, cioè l'Italia è il motivo per cui l'Europa non ha messo al centro il problema del Mediterraneo, è perché l'Italia ha smesso di giocare una partita da questo punto di vista. Ora, ci sono le multinazionali, ci sono gli interessi, eccetera, però non bisogna nascondersi dietro questo. Noi spesso raccontiamo la nostra classe politica, adesso lei mi attribuisce, diciamo, meriti che ancora, almeno, spero, no. Però la nostra classe politica ha la tendenza a dire ma l'Europa, ma l'Europa. No, noi siamo parte dell'Europa. Noi giochiamo un ruolo importante in Europa. Quando noi battiamo i pugni per avere il ministro l'altro rappresentante per gli affari esteri, poi diciamo, io avrei fatto un'altra cosa, lo dico chiaramente, mi sarei interessato più dell'agenda delle cose che facevamo, magari mettere al centro appunto il problema mediterraneo, un po' una politica economica un po' più attenta ai problemi dello sviluppo dell'Europa e dell'Italia. Però noi non siamo un paese secondario e l'assenza dell'Italia spiega perché non c'è un'attenzione ai flussi migratori nel Mediterraneo. Questo è un punto importante. È assurdo che noi abbiamo speso di più come singolo paese di quanto l'Europa stia spendendo tutta insieme su Triton. Questa è una cosa assurda. Questo dovrebbe essere il fronte comune. Abbiamo le forze di polizia con le pezze al culo. Professor Casa. Ma io direi che l'Italia è vittima dell'Europa e non voglio esagerare. Sto preparando una trasmissione, stiamo preparando una trasmissione su come l'Europa ha fottuto l'Italia, con una documentazione attenta e precisa, dove quando fu spedito il Berlusconi e se ne andò per il conflitto di interessi, non perché fu cacciato, noi stiamo pagando il 57% di soldi che
che non esistono. Vuol dire che il nostro Draghi ha mandato una cifra nelle banche, e solo le banche italiane sono 270 miliardi, fa spavento, 270 miliardi, e hanno investito in titoli dello Stato al 6%. Non è vero, noi stiamo pagando il 57% di una cifra inesistente, perché non ha mandato denaro, ha mandato una cifra con tanti zeri, e ogni banca se ne è appropriata in percentuale a un criterio di bilancio, di capacità, di grandezza, di dimensione. Stiamo pagando, col primo anno si sono già portati a casa il 57% di capitale. Il secondo anno hanno portato a casa il resto del capitale, ci stanno guadagnando sulla schiena nostra. Ma non l'hanno fatto soltanto le banche italiane, l'hanno fatto anche le banche tedesche. Perché conveniva investire nei buoni del tesoro italiani al 6% piuttosto che in quelli tedeschi, che allora mi pare fossero attorno all'1%. Però non potevano non comprare quelli tedeschi perché sarebbero fallite, sarebbe andata in crisi l'economia tedesca, e allora hanno fatto un po' di qua e un po' di là, no? E sto completando questa indagine, dopodiché vi invito cortesemente a presenziare a questa cosa che è strepitosa. Ma perché aggrediscono l'Italia? Per lo stesso motivo per cui c'è l'immigrazione. Ripeto, l'Italia è il secondo paese al mondo per il risparmio. Cioè noi abbiamo un polmone di capacità. Poi il Giappone siamo i secondi. Dopo il Giappone siamo i secondi. E allora è qui che si viene a pescare. Ma scusate, febbraio 2011 parte lo spread, parola inventata. Mai esistita prima. Poi improvvisamente sparisce. Come mai c'è lo spread? Perché le banche tedesche incominciano a vendere buoni del tesoro italiani, e allora tutti prendono paura e nessuno vuole comprare i titoli di Stato italiani, e aumenta il cosiddetto. Ma cos'è lo spread? La differenza non rispetto a un valore assoluto, rispetto ai titoli di Stato tedeschi. No, ho capito perché tedeschi, perché non inglesi, francesi, americani, no, tedeschi, vabbè. Arriviamo al 6%. Al 6% Draghi fa l'operazione. Vorrei che Draghi si interessasse del giubileo, e allora capirebbe cosa vuol dire giubileo. Cosa succede? Che Draghi dà 270 miliardi che vengono investiti, reinvestiti con quel meccanismo che ho spiegato più volte, ma è difficile tradurlo in parole. Preferirei fare uno schema, sto preparandolo con estrema difficoltà, perché una banca, mi invento un nome a caso, Monte dei Paschi di Siena, deve aver avuto circa 40 miliardi, no? Ha comprato titoli giustamente di Stato, non tedeschi perché vale l'1%, no, dopo devo pagare l'1% di interesse alla BCE, quindi non mi conviene, compro titoli di Stato italiani e mi porto a casa i soldi. Dopo è un programmino fatto al computer, in un nanosecondo si fa tutto. È molto semplice, prendo i titoli di Stato che ho comprato, li metto a garanzia alla Banca d'Italia, la Banca d'Italia mi riconosce il 90%, io vado immediatamente dopo a comprare titoli di Stato. Quando ho finito l'elenco, io mi sono portato a casa a fine anno 25 miliardi di utili. Cazzo, scusate il francesismo come diceva lui, ma stiamo scherzando. Ma perché io, banca, di soldi che non sono neanche miei, che non rischio nulla, devo andare a prestare soldi a quello che deve comprarsi la casa, che forse magari non riesce a pagare il mutuo, ma perché devo darlo a un industriale che poi è talmente cretino che se non gli do i soldi, vedi, se anche perfino ammazzato dovevo fidarmi io di uno che si va a ammazzare, no? Giusto? Ma stiamo scherzando? Giusto? Ma questo è... Allora, l'inno di Mameli è di una profezia assoluta. Siamo derisi
perché siamo divisi, questa frase non viene mai cantata perché poveretta è troppo realistica. Allora, questa situazione deve essere presa in mano, dobbiamo mettere a conoscenza, perché purtroppo l'informazione dei giornali, delle televisioni, delle radio in Italia e di tutte le forme di informazione, compresa la rete, che spesso dice delle cose false, non mette, c'è polemica e sembra che la polemica sia libertà. Non è libertà, sono cavolate. Diciamo le cose come stanno. E allora quando apriamo gli occhi, adesso lo spread è all'1%, mi pare, forse più basso. 0,80. Ecco, 0,80, no? E abbiamo più debiti del 2011. Chiaro. E come mai? Ma allora ce lo certo, stiamo inventando, lo spread. Non c'è un governo da fare saltare. Vabbè, ne parleremo. Adesso non c'è un governo da fare saltare senza andare in Parlamento a prendersi la sfiducia. No, non c'è un attenzione, attenzione, non c'è un governo, io non sto parteggiando per nessuno, che si è messo d'accordo con Gheddafi e con Putin, e quindi non deve essere eliminato. Chiaro. Certo, beh, vabbè, comunque di questa cosa ne possiamo sicuramente parlare in una prossima puntata. Sono ormai le 11 e il tempo è volato via, come sempre. Noi ci fermiamo qui per questa sera. Ringrazio. Io volevo far vedere. Avremo le ultime tabelle. Sistema di accoglienza in Italia. Io ho letto quello che ha pubblicato il professore e vorrei che ce lo spiegasse, perché vengono fuori soprattutto sul totale presenze che è estremamente significativo. Allora, eccolo qua, il sistema di accoglienza in Italia. Questa è la seconda, quella che stiamo proponendo ai telespettatori, è la seconda tabella. Eccola qua, e questa è la prima parte, quindi totale. Vediamo l'ultimo elenco, l'ultima colonna, mi pare la più significativa per brevità. Sì, la totale delle presenze, no? Giusto? Sì, è quello che un po' spiegavo all'inizio, cioè il fatto chiaramente che il grosso, circa la metà del sistema d'accoglienza è in capo a queste strutture temporanee, quindi su 66.000 posti complessivamente in questo momento utilizzati a livello nazionale, 36.000 sono strutture temporanee, solo 21.000, come dicevo prima, fanno capo al sistema SPRAR, che è quello che lo stesso Ministero dell'Interno ha definito il sistema più efficace, pur con tutte le difficoltà che ci sono in questo momento. A livello generale, chiaramente alcune regioni sono chiamate in causa maggiormente. Parliamo della Sicilia, perché chiaramente il maggior numero di centri governativi, i famosi CARA, sono proprio in Sicilia. È famoso quello di Mineo e altri. E soprattutto non ci sono in tutte le regioni, ad esempio qui nel nord-est c'è una passiamo alla seconda pagina, perché tutta assieme non ci stava nella grafica. Qui se la regia propone nel Triveneto c'è a Gorizia un centro di piccole dimensioni, ma chiuso ormai, 200, quasi chiuso ormai. Sì, 200 posti, sicuramente molto meno rispetto a quelli della Sicilia e delle altre regioni del sud. E chiaramente anche qui appunto siamo divisi, come diceva il professore, anche a livello nazionale ci sono delle appunto disparità, e è evidente che il sistema dell'accoglienza non è equilibrato nemmeno a livello nazionale. Insomma, il famoso appunto lo SPRAR dovrebbe riuscire ad avere una diffusione a livello comunale, e preciso, lo SPRAR funziona a bando, cioè sono i comuni che presentano un progetto al sistema nazionale per avere appunto le strutture e quindi i fondi per gestire le strutture. Mentre le strutture temporanee sono quelle famose che il Ministero affida alla prefettura i profughi, e la prefettura generalmente non sa dove metterli, mentre i CARA sono i centri governativi, quindi gestiti a livello centrale. Ecco, secondo me, poi c'erano ancora altre grafiche, non possiamo mostrarle tutte, però quella... Fermiamoci un attimo. Sicilia 14.000. Sì. Lazio? Veneto? 2.328. Allora, gli abitanti veneti sono 5 milioni, Sicilia circa 5 milioni, insomma 100 più, 100.000 più, 100.000 meno. Stanno incrementando l'agricoltura in Sicilia. Io sono stato in Sicilia l'anno scorso. C'è gente che dorme sotto gli alberi perché il clima è buono ed estate,
e campano lavorando i campi, partendo alle 5 di mattina e finendo alle 7 di sera. Questo è. Il prezzo dell'olio è diminuito perché il problema è andare a raccogliere le olive. Io avevo un carissimo amico poveretto che è passato a miglior vita, che mi regalava l'olio che faceva lui, quello che andava a togliere, perché quando l'oliva arriva per terra, secondo lui, non è già più buona, bisogna prenderla prima che cada, perché quando è per terra già viene fuori un olio di secondo livello. Bisogna prenderla e portarla subito al frantoio, giusto? Allora viene fuori l'olio ed aveva un olio fantastico. Dice, io faccio un 50%, 20.000 olivi, non sono in grado di tirar via le olive. Perché costa troppo, non mi conviene, no? E non mi conviene nemmeno potarli. Oggi con invece, questa manovalanza si può fare. Si può fare. Solo una battuta prego. In conclusione, appunto, come dicevo all'inizio, noi ci occupiamo di economia dell'immigrazione. Non possono lavorare, però quelli che sono alla foglia magari non possono. Valdigandoli un attimo, scusa, facciamo. No, il discorso è che appunto l'economia dell'immigrazione in questo momento sta cambiando in maniera strutturale, nel senso che a differenza del fenomeno degli sbarchi, l'immigrazione per motivi economici è assolutamente in calo, cioè sono sempre meno gli stranieri che vengono in Italia per lavorare e anzi gli stranieri che sono in Italia o se ne vanno nel loro paese o se ne vanno in altri paesi europei. Il dato è significativo, cioè gli arrivi dal 2012 al 2013 sono diminuiti del 13%, le partenze aumentate del 14%, e in questo momento i permessi di soggiorno, mi può confortare con il dato, mentre nel 2007 circa la metà dei permessi di soggiorno era per motivi di lavoro, anzi più della metà, il 56%, nel 2013 solo un terzo, il 33%, è per motivi di lavoro. Quelli che arrivano adesso sono i familiari di quelli che avevano trovato lavoro. Confermo, ma quando dicevo all'inizio che è stata una scelta, non attribuivo un colore politico, dico che era una scelta, che è stata una scelta nella misura in cui a queste persone, questi flussi migratori, è stato, tra virgolette, insegnato come si deve fare per venire in Italia, e cioè alzo la mano e chiedo asilo politico. Questo è quello che non penso che fossero questi qui a cui si riferiva lei, no? No, voglio dire che quindi è sparito completamente il fenomeno dell'immigrazione, tra virgolette, clandestina, l'abbiamo fatta passare, mascherare sotto quella che è il richiedente asilo politico, a cui bisogna dare secondo me, compassione. Aumentano, secondo me invece l'immigrazione clandestina sta aumentando proprio. No, ma chiaramente è difficile. In maniera subdola, perché questi qua, quanti sono? Non hanno il rinnovo del permesso di soggiorno. Com'è? Siccome la legge prevede l'associazione fra lavoro e permesso di soggiorno, ovviamente... Ma quando sono richiedenti asilo politico questi? No, ma il richiedente asilo politico però è una ma sono tutti così, professore? No, ma no, ci sono 300... Quanti sono gli immigrati clandestini nel nostro paese? Questo è difficilissimo da però se dovesse dare una cifra da dire. Scusi, ma quando uno chiede asilo politico non deve neanche lavorare, perché non può. No, ma questo viene assunto dallo Stato secondo le condizioni. Lasciamo concludere. Il dato oggettivo è che effettivamente il fenomeno delle richieste d'asilo è significativo, ma non è la voce più importante dell'immigrazione in questo momento. Questo è il punto. Quello che dicevo, quelli che stanno arrivando in questo momento complessivamente sono i familiari, cioè i ricongiungimenti familiari di coloro che non sono richiedenti asilo. Non dico che non sia un problema. Il problema è che appunto non arrivano più quelli che hanno bisogno, che arrivano per lavorare, e il problema è che non c'è lavoro. Un dato è certo. Quando 4 anni fa noi espellavamo, ripeto, 100 persone, oggi ne espelliamo 25. Questo è un dato incontrovertibile, cioè, voglio dire, l'espulsione era fenomeno di contrasto all'immigrazione clandestina. Ricordo che l'espulsione avviene solo quando sono in grado di identificare il paese di provenienza, perché altrimenti non sono in grado di espellerlo. Ma mi scusi, uno può diventare clandestino anche se era regolare prima, questa è la legge italiana, no? Se non ha lavoro? E allora la domanda è vero o non è vero che una parte dei clandestini in Italia sono quelli che, avendo perso il lavoro, non hanno la possibilità di rinnovare tornano nel loro paese d'origine, professore, la stragrande maggioranza. Ci fermiamo, magari... il tempo
siamo andati oltre il tempo che avevamo a disposizione. Grazie a Stefano Valdegamberi, consigliere regionale Veneto, a Fabio Ballestriero del Sindacato Autonomo di Polizia, Enrico Di Pasquale, ricercatore della Fondazione Leone Moressa, grazie al professor Ermanno Case, al presentatore, grazie a Fabrizio Bottaro, il Padovan Sociale, e grazie a Luciano Greco, professore universitario, candidato del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori che ci hanno seguito, ci ritroviamo la settimana prossima, TV7 Match. Arrivederci. Buonasera.